anche consapevole del fatto che non sono solo e che c'è diversa gente, insomma, a supportare questo lavoro di pastorale giovanile, che non è solo una cosa mia, ma è di tutti, e quindi questo mi incoraggia a lavorare, a impegnarmi per il bene dei giovani e della diocesi, della nostra chiesa vittoriese. Si conclude qui questa prima puntata di A Tutto Greste. Ringraziamo Don Claudio, la parrocchia di Motta di Livenza. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Buona giornata a tutti. Un bel saluto agli spettatori della Tenda TV. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, secondo appuntamento con 4 passi, la rubrica che vi porta a scoprire le bellezze del territorio vittoriese e a conoscere gli scrigni nascosti appunto del nostro bel territorio. Grazie per averci seguito in tanti nel corso della prima puntata. E oggi il nostro percorso continua. Do sempre il benvenuto a Silvia Bevilacqua, che è qui in studio con noi. Grazie, ben trovata. Grazie. Dove andremo oggi? Oggi vi portiamo a Manzana, alla scoperta della chiesa di San Giorgio. Questo è il titolo di una cartina che adesso vi mostro, che è un bel disegno acquarellato della chiesa e del territorio appunto di Manzana, siamo vicini a Formeniga, e qui in questa cartina voi potrete trovare alcune fotografie. Inquadrando queste fotografie, come chi ci ha già seguito ha sentito per la chiesa di San Marco di Revine, partono dei video che raccontano proprio questa chiesa e la sua storia, la storia del contesto. È un progetto che è la tappa finale di un percorso di valorizzazione legato al PNRR. In questo caso si tratta di un progetto di rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. Quindi questo è proprio un piccolo sito culturale, un patrimonio culturale che ha valore sia religioso che rurale. Ecco, allora spieghiamo appunto, perché in tanti ce l'avete chiesto in questi giorni, come funziona questa cosa delle cartine. Allora voi potrete trovare appunto in parrocchia, in alcuni luoghi, queste cartine che sono delle cartine cartacee, quella che ha Silvia in mano in questo momento. E poi col vostro cellulare andate ad inquadrare le foto che sono presenti all'interno di questa cartina e vi si aprono dei piccoli spezzoni di video in cui ci sarà sempre Silvia che vi racconterà alcuni aspetti, alcuni dettagli specifici di alcuni argomenti riguardanti in questo caso la chiesa di San Giorgio. Ecco, quindi questa è la modalità. Dopodiché per voi telespettatori della Tenda TV, così in anteprima, comodamente sul vostro divano, tra qualche istante potrete vedere il documentario completo con il racconto della chiesa di San Giorgio. Ci diceva che ci troviamo nella zona di Formeniga. Anche qui sfido i vittoriesi, chissà quanti vittoriesi erano a conoscenza di questa piccola chiesetta, quali sono le sue caratteristiche e che cosa vedremo tra poco nel video. Allora, nel video sono montati appunto gli 8 video che compongono la presentazione di questa chiesa. Allora, innanzitutto si parla del contesto, ma dal punto di vista storico, quindi questa chiesa dedicata a un santo molto antico, San Giorgio, è un cosiddetto megalomartire, nel senso che la sua devozione è condivisa sia dal mondo cattolico, ortodosso, e anche ha delle narrazioni e una presenza anche nel mondo islamico. Un santo molto antico. Bene, quando noi troviamo dei santi molto antichi, dobbiamo sempre chiederci se questo si accompagna anche alla fondazione dell'edificio, quindi l'antichità del nome corrisponde all'antichità del sito. Questo aspetto in questo caso è assolutamente certo. Siamo in presenza di una chiesa sicuramente antecedente all'anno 1000 e questo viene documentato dalla tessitura muraria, dalla posizione, ma soprattutto questo fa parte di una sorta, la chiamerei costellazione, di siti che ricordano santi molto antichi. Dobbiamo ricordare che, come lo vedrete poi meglio spiegato nel video, adesso sarò molto veloce, quando cade l'impero romano cade anche la frequentazione delle grandi strade romane che avevano caratterizzato proprio la vita dell'impero romano, no? E la viabilità si sposta in altri luoghi, quindi in luoghi più rialzati, strade più incerte, strade meno sicure per certi aspetti, per la viabilità, però danno altre sicurezze.
Lungo queste strade, che sono le strade sui crinali delle colline, sulla pedemontana, noi troviamo uno dopo l'altro santi davvero molto antichi. San Pancrazio a Formeniga, ma appunto San Giorgio, ma poi possiamo trovare Santa Cecilia, che ne so, a Val di Montaner, San Daniele a Carpesica, tutta la nostra zona, l'area pedemontana. Perché? Perché lungo le strade passano le persone, passano le merci, hanno funzioni commerciali, hanno funzioni di tanti tipi, ma passano anche le idee, e tra le idee ci sono anche le nuove devozioni del cristianesimo. Quindi queste chiese molto dedicate a santi molto antichi, molto spesso, non si può dire in assoluto, ma davvero molto spesso, hanno anche delle fondazioni molto antiche. Quindi andremo ad analizzare questo aspetto, poi andremo ad analizzare il fatto che tutto il nostro territorio si caratterizza per la presenza di affreschi. Abbiamo testimonianze piccole, ma che partono dal 200. Sono piccoli frammenti, è come avere i pezzettini di un puzzle, no, che sono slegati l'uno dall'altro, ma poi man mano che ne troviamo altri, cominciano a darci un'idea, a comporre un disegno. Quindi affreschi che sono, in questa chiesa troviamo affreschi che sono del 200, poi sovrapposti quelli del 300 e poi sovrapposti quelli della metà del 400. Ma non è una cosa unica della chiesa di San Giorgio di Manzana, questo lo troviamo in tutto il territorio. Faccio solo un'ultima precisazione. Quando dopo la Prima Guerra Mondiale le nostre chiese lungo tutto il Piave, da destra o sinistra Piave, sono state ricostruite, e quindi si è dovuto pensare anche ad nuove decorazioni, in moltissimi casi si è tornati sull'affresco. Si è pensato che quello fosse davvero un elemento identitario, ed era vero, e quindi noi abbiamo chiese degli anni 20 del Novecento, degli anni 30 ricostruite, che hanno affreschi importanti. Pensiamo a Cadorin, che dipinge in tutta l'area del quartier del Piave. Ecco, quindi possiamo dire, quindi partiremo da Formeniga, faremo un po' un inquadramento generale di quello che è il contesto, per poi passare alla visione e alla visita, proprio entreremo fisicamente in questa piccola chiesetta, e poi Silvia andrà nel dettaglio a raccontarci appunto questi cicli di affreschi che sono presenti all'interno di questa chiesa. Anche in questo caso chi dobbiamo ringraziare per la realizzazione di questi video? Allora, per la realizzazione in questo caso, oltre evidentemente a chi sta di fronte a me, quindi Federico Campodall'Orto, che ha fatto le riprese, qui anche in questo caso il restauro è stato voluto dalla parrocchia di Formeniga, ma è stato curato dall'architetto Susanna Masette, e i restauri degli affreschi, che però sono ancora da terminare, quindi noi fotografiamo una situazione che magari nel tempo migliorerà, e dopo voglio dire due cose su questo aspetto. Gli interventi sono opera di Emanuela Ruggio. In questo caso si è anche riscoperto proprio la struttura come era in origine, la stilatura delle pietre, ma anche la presenza di una panca, no? Che girava tutto attorno alla chiesa, quindi non c'erano i banchi, ma hanno trovato la testimonianza di questo sistema davvero molto antico. Tutto questo progetto, che prevede la cartina, le fotografie e i video in realtà aumentata, è un brevetto, diciamo, è una app sviluppata da Bags for Dream di Manlio Reffo, che è presente ormai, insomma, nel nostro territorio con alcune cartine e con alcuni progetti molto importanti, ma che non opera solo nel nostro territorio, ma in tutta Italia. Volevo solo aggiungere questo, che in questo caso, in modo particolare, i video sono particolarmente importanti, perché quando noi entriamo nella chiesetta di San Giorgio di Manzana, noi siamo un po' confusi, perché questa stratificazione, usiamo in storia dell'arte la parola palinsesto, che è la stessa parola che si usa, no, in televisione per dire, esatto, per costruire, no, una giornata e un periodo di
attività, e lo stesso, il palinsesto in realtà viene dai libri, dai testi antichi, dalla storia della miniatura, quando tanto era prezioso il libro che si raschiava per scriverci sopra. In questo caso si è ridipinto per dipingerci sopra. Però i video permettono, più che qualunque altro mezzo, di farci guardare proprio nel punto esatto di cui si sta parlando, per cui isolando dei particolari dai diversi strati, una cosa che a occhio nudo, così entrando in chiesa, non è immediato riuscire a comprendere. Quindi i video sono davvero importanti perché ci guidano il nostro occhio a guardare quali sono gli strati del 200 e poi tutti gli interventi successivi, per cui non è un mezzo qualsiasi, non è un mezzo moderno, ma è un mezzo utile in questo caso per comprendere fino in fondo. Grazie Silvia per questa introduzione, per questa anteprima, e quindi noi vi portiamo a fare 4 passi nella chiesa di San Giorgio a Formeniga. Lunghe cordonate collinari si allineano in direzione est-ovest ai piedi delle prealpi. Sono rilievi Ogdek, geologicamente già abbastanza rari, ma qui sono resi unici dalla caparbietà degli agricoltori che nei secoli hanno trovato le tecniche agricole adatte alla coltivazione della vite. Oggi queste colline sono famose per il paesaggio creato dalla produzione del prosecco. Nel territorio che circonda Conegliano e Vittorio Veneto troviamo altre dorsali. Queste si dispongono in direzione nord-sud e digradano lentamente verso la pianura. Il momento in cui questo territorio, che è stato abitato fin dall'antichità, trova una sua unità, trova una sua caratterizzazione, è intorno all'anno 1000. In questo periodo si sviluppa una nuova viabilità, nascono dei piccoli borghi che si radunano intorno ad una chiesa o ad un segno del sacro. Questi segni del sacro, ampliati, modificati, sono ancora presenti in questo territorio, caratterizzano sia le dorsali sia i fianchi meridionali delle prealpi. Hanno dedicazioni che ricordano i primi santi del cristianesimo: Giorgio, Daniele, Mamante, Pancrazio, Cecilia, Vito e Modesto, Gervasio e Protasio. Sono davvero i santi antichi del cristianesimo. La loro presenza non è casuale. Se collegassimo i nomi di queste chiese tra loro troveremmo dei tratti di viabilità molto antica. Con la caduta dell'impero romano, siamo alla fine del V secolo, decadono anche quei valori, quegli elementi identitari dell'impero. Innanzitutto la presenza militare, ma poi tra tutte la manutenzione delle strade che via via vengono abbandonate. Proprio le strade, anche quelle che si dipartivano dalla Postumia, la grande arteria che collegava Aquileia con Genova, perdono la loro importanza. Quello che succede è qualcosa di particolare, si sviluppa una nuova viabilità, l'uomo ha comunque necessità di spostarsi, è una viabilità che non percorre più le grandi pianure, ma si sposta sui crinali delle colline. E su queste nuove strade passano nuovi eserciti, passano le merci, passano le persone e con loro le idee, e tra queste idee anche le nuove devozioni del cristianesimo. La parrocchiale di Formeniga sorge sulla sommità di una dorsale. È dedicata a San Pancrazio. San Pancrazio è un martire, 14enne, nato in Turchia e morto a Roma nel 304. Ma in questa chiesa si venerano anche i santi Nereo e Achilleo, 2 santi anch'essi martirizzati nei primi secoli, di cui la diocesi di Ceneda conserva preziose reliquie. Tutti e 3 questi santi, Pancrazio, Nereo e Achilleo, si venerano il 12 di maggio.
Una chiesa a Formeniga è documentata dalla metà del 300, ma la sua origine è sicuramente molto più antica. L'edificio si presenta oggi in solide forme ottocentesche. Venne eretto infatti dopo il terremoto del 1873 che molta distruzione ha portato nel territorio. La chiesa poi venne consacrata nel 1927. La sua presenza si lega all'esistenza di un castello in questo territorio, un castello che fu molto importante tra il 1100 e il 1200, che controllava un vasto territorio ed era affidato alla famiglia da Formeniga. Il castello venne raso al suolo alla fine del 300 dai veneziani. Ce ne resta memoria per la presenza del terrapieno, per il fossato difensivo che è stato riscoperto, per alcune tracce archeologiche. Oggi questo luogo non è più un luogo di guerra, ma un luogo di pace, un luogo di serenità. Ammiriamo un panorama straordinario e proprio questo panorama ci dice come mai qui è stato posto un fortilizio militare. Il primo documento che attesta l'esistenza di questa chiesa di Manzana risale al 1345. La chiesa sorge sul territorio dell'antica pieve di San Pietro di Feletto, che però è attestata nel 1124, e risulta dipendente dalla chiesa di San Pancrazio di Formeniga, che sorge poco lontano. Sono i ritrovamenti archeologici, l'osservazione della tessitura muraria e la presenza degli affreschi che in realtà riescono a farci datare la chiesa poco dopo l'anno 1000. Nel 1100 viene sopraelevata e l'osservazione della cesura della tessitura muraria ci mostra che l'abside è stato aggiunto intorno al 1200. Al 1200 si data anche il bel campanile in solide forme romaniche. Si caratterizza per le bifore presenti sulla cella, che sono realizzate da una colonnina che poggia su un capitello a stampella, un elemento molto raro. Una cesura sul pavimento ben visibile ci dichiara che la chiesa è stata allungata. Un ampliamento è sempre la manifestazione di una chiesa che cresce, che è frequentata, che ha una sua vita pastorale. Questo allungamento è stato reso possibile dalla creazione di un terrapieno fatto di materiale vario, ma all'interno del quale sono stati anche trovati parecchi frammenti dipinti. Sono la testimonianza del fatto che probabilmente la facciata era dipinta, è stata demolita e questi elementi sono stati utilizzati per formare il terrapieno. Vero tesoro di questa chiesa sono gli affreschi. Qui troviamo ben 3 strati sovrapposti, dalla fine del 200 alla metà del 400, ma poi altri interventi sono stati fatti nel 700 e anche nel 900. Ad un certo punto della storia gli affreschi sono stati ricoperti. Quale ne sia stata la ragione, la necessità, non lo sappiamo, cambiamento del gusto o forse le pestilenze. Fatto sta che per secoli poi questi affreschi non sono stati visibili. Bisogna aspettare il 1982, quando questi affreschi vengono pian piano scoperti. Da quel punto in poi la chiesa viene studiata, viene apprezzata e ancora adesso sono in atto dei lavori per renderla fruibile e soprattutto per renderla più conosciuta al grande pubblico. Nel 1982 si toglie l'altare che era collocato nell'abside e lo si porta nella chiesa di Formeniga. Vengono tolti gli intonaci ammalorati e si scoprono gli affreschi. Da quel momento il percorso di studio intorno a questa chiesa diventa sempre più importante. Si scopre, ad esempio, che la chiesa non è mai stata intonacata, se non in corrispondenza delle immagini affrescate o dipinte o delle croci di consacrazione. Le murature interne sono faccia a vista e ogni pietra è stata stilata, cioè è stata contornata con uno stilo per creare un motivo geometrico.
Nel corso del Novecento sono stati qui collocati i banchi per una maggiore comodità dei fedeli che partecipavano alle messe in questo luogo, ma in origine dobbiamo ricordare che questa chiesa era dotata probabilmente di una panca perimetrale, secondo un modello di chiese diffuso, testimoniato ancora in area friulana. Oggi questa chiesa è stata restaurata, vuole essere valorizzata, vuole diventare un elemento imprescindibile della bellezza di questo paesaggio, fatto di colline, di vigneti, ma anche di questi luoghi di culto molto antichi.